solo quei due tocchi, poi con pensieri contrari.
Helsinki, quindi scopriremo chi ha vinto la Challenge Cup. Saranno forse Dusan Pukic rispetto a Stephisci, sia arrivato in Europa, che è stata la Coppa l'anno scorso, lo scopriremo ovviamente vivendo. Na ekranu, kot že vidite, se že vrtijo posnetki iz današnje regate. To smo pripravili mi iz Združenja slovenskih športnih društev v Italiji s pomočjo našega zunanjega sodelavca Antonija Giacomina. Come potete vedere alle mie spalle, potete già ammirare il video della regata di oggi, fresco, fatto, prodotto dall'Unione delle Associazioni Sportive Slovene d'Italia, che io rappresento, in collaborazione con il nostro amico Antonio Giacomini. V imenu torej Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, Tržaškega pomorskega kluba Sirena in Jadranega kluba Società Medica di Banca Lagriniano pozdravljam vse goste in le goste. A nome dell'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia, del Club Nautico Triestino Sirena e della Società Medica di Banco Lagriniano, do il benvenuto alle numerose autorità che sono qui presenti. S nami sono con noi Isto Mirošić, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, veleposlanik Isto Mirošić, quindi vice ministro degli esteri della Repubblica Slovenia. Dobar dan, buonasera. Vojko Volk, anche console di Slovenia dell'estero, console generale della Repubblica Slovenia degli esteri. Siamo in attesa, forse se ci sarà anche lei, di Deborah Serragniani, presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Čapejočina, Deborah Serragniani, che pozdravljamo, predsjednica Funavije Uske Krajine. E con noi Gianni Torrenti, assessore alla cultura e allo sport del Friuli Venezia Giulia. Stati con la State stati tutti scritti per Igor Gavrovic, con noi anche il consigliere regionale Igor Gavrovic del Friuli Venezia Giulia. Stali Aljoša Otak, voditelj italijanskega predstavništva slovenske turistične organizacije, direttore dell'ufficio di Milano dell'ente per il turismo sloveno. Je z nami Adriano Kovačić, predsednik presidente aziende KPI Zrkabek. Je z nami Edi Bukavec, Kmečka zveza, segretario, tajnik dell'associazione dei conduttori. Je z nami tudi gospod Edi Kraus, mimo viaggi, che mi seveda preteklih pomembnih političnih izkušenj, quindi a nome anche di importanti esperienze politiche del passato. Ho visto che è appena entrato anche Mitja Đaloc, z nami se vedete tudi Mitja Đaloc in seveda tudi Petar Sterni. Oba predstavljata pač in društvo Società Medica Banco Lagriniano in Sireno, rappresentano veramente i due club organizzatori di questa grande festa, e pozdravljam tudi svojega predsednika Ivana Peterlina, predsednika SCD-ja e sono parte del mio presidente Ivan Peterlini dell'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia. Siete pronti? Ste pripravljeni? Gremo? Ja? Imamo tudi skokico, abbiamo anche la nostra mascot skoki. Domanda proseguirà per il giro. S ponosom in veseljem vabim za nazdravni nagovor gospoda veleposlanika Istoka Mirošića, državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije. Dobro, Istok Mirošić, vice ministro Repubblica di Slovenia degli esteri. Saluto anche da parte mia, diciamo che questa regata, questa idea di fare la regata da qua per arrivare alla Barcolana, che non stanchi troppo le comparse sloveni, perché poi diventerà magari nel tempo più competitiva dell'altra, quindi c'è questo augurio di stare sempre competitivi, amici, e diciamo ai tifosi, ciascuno per i suoi, cercando di mettere in campo
parte migliori possibili in questa festa locale. Grazie a tutti e all'anno prossimo con tanti miei domani che succede. Grazie a lei per il suo saluto, applauso da Marza, predsjednika SSŠ-a Navoda, predsjednika della Associazione Sportiva Slovena d'Italia, Ivan Peterlin. Spoštovani gostje, dragi gledalci, gentili ospiti, cari amici. Tudi tokrat smo srečno pripeljani do konca regata, ki prav gotovo presega ozke meje zgolj športnega nastopa. Gre resnično za prebijanje državnih meja, ki jih sicer danes na srečo ni več, moramo pa se truditi, da prav s tovrstnimi pobudami podiramo drugačne meje, to so miselne meje, ki so še vedno trdno zasidrane v srcih in glavah marsikoga. Siamo all'epilogo di un evento sportivo dal nome Go to Barcolana from Slovenia, un avvenimento che sicuramente porta in sé un messaggio molto particolare. Si tratta di distruggere le barriere confinarie che se da un punto di vista formale non esistono più, sono ancora ben radicate nella mente e nel cuore di ancora tantissima gente. Zato lahko ob sklepnem nagrajevanju igralcev, ki prihajajo na tržaško Barcolano s svojimi plovili iz Slovenije, izrazim res iskreno zadovoljstvo, saj prav vsi, ki pri tem dogodku sodelujemo, ustvarjamo nekaj edinstveno lepega. Dialog, sožitje, druženje, prijateljstvo. Vsem iskreni čestitke. Lo sport è portatore forse più di qualunque altro comportamento quotidiano di valori essenziali. Lo sport parla di dialogo, di amicizia, di convivenza serena. Ed è perciò che per tutti noi anche questo incontro deve essere un giorno di festa e di gioia. Complimenti vivissimi a tutti. Grazie. Ormai il presidente della Club Società Velica di Barcola Grignano ed ora il presidente della Società Velica di Barcola Grignano, nonché organizzatore principale di tutta questa grande festa che è Barcolana 49. Mitja Janusz. Buonasera a tutti, grazie di essere presenti. Questa premiazione del Corpo Barcolana arriva alla fine di una 10 giorni bellissima, 10 giorni nella quale la comunità slovena ha arricchito il programma della Barcolana con decine di iniziative che hanno coinvolto teatri, associazioni culturali, nel segno dell'amicizia, nel segno del pluralismo di questa straordinaria città. Io voglio ringraziare il console generale della Repubblica di Slovenia, Vojko Volk, per aver supportato questo programma e voglio ringraziare per la sua presenza che dimostra grande attenzione per la nostra manifestazione il Vice Ministro della Repubblica di Slovenia. Penso che la Barcolana deve crescere dimostrando che il mare non ha confini, il mare non ha cortine di ferro e la Barcolana è una manifestazione del Golfo ampio che va da Grado fino a Pirano. Ci sono state tante barche scritte in questa edizione del Golfo Barcolana e questo significa che stiamo navigando sulla rotta giusta. Grazie mille, grazie a tutti gli armatori e complimenti, buona Barcolana a tutti. Grazie a te, Cianza con Campagna, ancora qualche minuto fino alla premiazione che si svolgerà in collaborazione con il presidente della CNT Sirena Nagrevanj je po potekanju sodelovanja s predsednikom Tržaškega pomorskega kluba Sirena, ki bo čez kakšno minuto na tem odru, predtem pa še glasbeno na 20 vrst glasbenika, ki bosta poživela talentičnega podjetniki, musicisti che daranno una bella dose di energia a questa nostra serata e poi si passa alla premiazione. Stefano Bembi, Tomasz Nedov.
Peter, che poi è stato la regata, come è andata questa regata? La regata vedete si segue ricordo sai smo tretji izvedbi imeli celo 51 kilometrov, tako da smo podvojili sporedni vis. Žal pa je bilo nekaj manj reklam, tako da se na cilj 51 jadrnic nekaj uspelo samo 13. Škoda, vsekakor je bilo krasno vreme, regata je potekala zelo umirjeno, zmagovalci Slovenije so tudi vrhunske jadrnice Slovenije, ki bodo jutri na Barcolani zelo lepo zmagati v svoji kategoriji. Quindi tante imbarcazioni, tanti velisti, una bella giornata. Una bellissima giornata con 51 iscritti in questa edizione, abbiamo raddoppiato il numero dell'anno scorso, siamo appena alla terza edizione, possiamo crescere ancora. La regata quest'anno è stata caratterizzata da un vento debole di maestrale che non ha permesso a tutti i partecipanti di finire la manifestazione. Importante però è stata la partenza isola, dove tutte le imbarcazioni sono partite insieme e poi man mano hanno lasciato per creare la prima. Svatri, oziroma smotri na Gajevanju, kaj bi še dodal, začneva, cosa vorresti aggiungere prima di iniziare con la premiazione vera e propria? Hotel sem se zahvaliti predsedniku Generalnega zavarovalnega Milano, s katerim imamo med drugi odlično sodelovanje in ki nam omogočilo prav izvedbo in pristanek telefona Barcolana in vsega slovenskega pozdrava na Barcolani. Pri organizaciji regate smo zahvaliti sodelovanju Generalnega kluba Udeznice in Generalnega kluba Jadro iz Kopra, seveda Združenje slovenskih športnih društev Italije in Jadro Zdravo Slovenije. Zahvaljujem se tudi našim dobaviteljem, ki so omogočili, da smo lahko vsem odjemalcem podarili bogato torbo za skiperje. To so podjetje Prima Aroma, turistično podjetje Aurora Viaggi, podjetje Aquafit Slovenija in Kmečka zveza. Volevo ringraziare come coorganizzatori di questa regata, ovviamente in primo luogo la società italiana e i suoi presidenti con i quali abbiamo intrapreso da anni una proficua collaborazione che ha portato anche alla nascita di questa regata e ad altri eventi che continuiamo insieme. Volevo ringraziare anche gli Autoclub Puglia di Isla e gli Autoclub Jadro Capodistria, che ovviamente lo Združenje slovenskih športnih društev Italije e il Consolato Generale della Comunità Slovena e inoltre i nostri sponsor, quindi ancora una volta, che hanno permesso affinché tutti i partecipanti avessero il dono importante sacra da questi sono il Primo Aroma, l'azienda della Cristina, l'azienda turistica Aurora Viaggi, l'Aquafit Slovenia e l'associazione dei Territori. Allora, poi la Gajevanju, quindi la premiazione, passo di nuovo la parola, že sklepne besedo, imaš najprej nagrade po posameznih kategorijah, potem pa seveda prehodni pokal, quindi se non erro, no? Abbiamo sempre prehodne singole categorie e poi la challenge. Nagradili bomo za prvoščenje v vsaki kategoriji. Začeli bomo z najkrajšo kategorijo, z najmanjšo, to je v 5. kategoriji. Vabim na podelitev gospoda Edija Krausa, ki je bil eden pobudnikov te regate. Inizieremo la premiazione premieremo i vincitori della categoria, iniziando con quelli delle classi più piccole. Ho invitato a premiare Edi Kraus, che è stato uno dei promotori di questa Barcolana e di tutto lo sviluppo sloveno della Barcolana. Ha vinto l'imbarcazione faraonica di Daniel Herman. Faraonica!
gestite, grazie mille. Vedremo una categoria numero 4, invito a premiare il presidente del comitato delegato a Luca Luca, David Maoder, presente caricato ancora. È stato vincitore nella categoria, Smagovaris nella citata categoria, Jadernica Lenfi, Alexander Geniov. Così la carnaccia scoppia, basico primo giocatore. Andando fuori a testare di Natale, trasporto generale, passato di Marino, generale. Posso offrire un gusto a Pado, a questa pizza, per fatto romana, squadra leva, Pado, del mio modo. Andiamo alla prima categoria, passiamo alla terza categoria, invito a premiare il presidente della Zatrosca Trascavanca, il presidente della Zatrosca Trascavanca, a Milano della Cesare. Vincitore della terza categoria, C-Jet, prima categoria, terza categoria, nomina Smagovaris, vincitore C-Jet. Non c'è, Giacomo Scimalo, nasza Skopica, poco brada, ossia grande, kada succede. To je maskota Združenja slovenskih društev, da njej damo to nagrado, pa da bo združenje v sodelovanju s Sireno pač poslalo na novo Sireno to nagrado. Hvala lepa, Milano. Pazim, da se razvrne naša Skopica. Prego la tua categoria, passiamo alla seconda categoria, invito a premiare l'assessore alla cultura e allo sport Gianni Parenti, David Noda, odbornika za kulturo i šport Gianni Parenti. Zmagovalec druge kategorije je Jadernica Two Sisters Gianni Manca. Passiamo alla prima categoria. Vedremo la prima categoria, David Maoder, predsjednika Združenja slovenskih športnih društva v Italiji, Ivana Petrina. Zmagovalec prve categorie, il vincitore della prima categoria, l'imbarcazione Happy Day. Happy Day! Passiamo alla categoria 0, vedremo la categoria X, David Modelito, generale della Console della Repubblica Slovenia u Trstu, invito al console generale della Repubblica Slovenia u Trstu, l'ambasciatore Vojko Kovač.
Smago Alex categorie vincitore della categoria 0, che è un'imbarcazione slovacca, poi numero medico Slovacchia 1719, Roman Forgaz. Roman Forgaz, Roman Forgaz, Slovacka Jarczyca. Slovački radnice, to je Ivanoviče. Ja, evo, prosim, spet ne, se je že postala tradicija. Evo, bomo dvigli, torej ne bomo pač nastavili v teh naslednjih dneh, ko se bo dalo. Hvala lepa, Milan. C'è la categoria Maxi, prendiamo la categoria Maxi, il vincitore della categoria Maxi, smagovalec categorie Maxi, je slovenska Jana Danica Keže, lansko leto osvojila pokal Gotu Barkolana, to je Adriatic Europa, Dušana Kuha, vincitore della categoria Maxi, Adriatic Europa, za podelitev prihodnega pokala, to je umetniško delo našega domačega umetnika Alessandra Starza. Passiamo alla premiazione del trofeo Challenge, che è un'opera dell'artista locale Alessandra Starza. Vabim na nagrajevanje državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve, Vito il viceministro degli esteri Fiorino, l'ambasciatore Isto Milosic, a premiare il vincitore del trofeo Challenge. Smagovalec letošnje izvedbe Gotu Barkolana, vincitore assoluto dell'edizione 2017 della Gotu Barkolana, e l'imbarcazione Adriatic Europa di Kushuku, Smagonauta e l'imbarcazione Adriatic Europa di Grazie mille al Presidente del Sirena, noi siamo alle battute finali, quindi per restare con noi vali basta Šeljko sa zadnjim glasnim imen, vi invito insomma a restare con noi anche durante l'ultima esibizione. Imam pa še pomembno informacijo za vse posadke iz Slovenije, informacije importante za tutti gli equipaggi dalla Slovenija. Pripravili smo vam torej avtobusni prevoz za Izolo, ob 19 in 15 minut se dobimo pred tem vhodom, vas bodo pospremili do bližnjega basena Aquamarina, kjer vas čaka avtobus, ki vas bo popeljal v Izolo. Quindi alle 19:15 meeting point qua davanti al Salone degli Incanti, vi accompagneremo fino al pullman che sarà parcheggiato vicino alla piscina Aquamarina dove appunto potrete partire per Isola. No, še to, ob koncu našega današnjega dogodka pa ste vsi vi prisotni gostje tega našega velikega praznika vabljeni, da se nam pridružite na pogostitvi, ki je na fantastični, prekrasni terasi v 3. nadstropju. Naše stevardese vas bodo pospremile do skladišča, ki je na terasi. Un messaggio per tutti voi, ospiti, esclusivamente ospiti, tutti amici, partecipanti, voi che siete seduti praticamente con noi e ci state seguendo. Vi invito a brindare con noi, abbiamo preparato per voi un rinfresco sulla terrazza con